Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca, una notizia che è appena giunta pochi minuti fa in redazione. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, la SORES, la struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia, ha coordinato l'intervento di soccorso nel territorio comunale di Castions di Strada, in località Morsano, lungo la strada regionale 252 Napoleonica. Per causa al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente di un'autovettura, si tratta di un uomo di 45 anni, è entrato in collisione con una macchina che lo precedeva ed è finito in un campo a bordo strada, gomme all'aria. Sul posto è atterrato anche l'eliambulanza e da Palmanova è stata inviata l'ambulanza con i sanitari a bordo. L'uomo è stato stabilizzato, caricato successivamente sull'elicottero e portato in volo all'ospedale di Udine. Ha riportato diversi traumi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco. E adesso parliamo di vertenze sindacali per quanto riguarda la nostra regione, dunque chiaramente il caso della Varsila di Trieste, dove la stessa ha nominato un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Michele Cafagna, che prende il posto di Andrea Bocchicchio, una sostituzione che viene intesa, secondo quanto si apprende, come un gesto di apertura, visto che Cafagna avrebbe l'intenzione e il mandato di dialogare con tutti. La carica è effettiva da subito. Il gruppo ha spiegato che questa intende rafforzare la leadership del team italiano per compiere il prossimo passo verso il futuro. Cafagna è in Varsilia da oltre 20 anni, con crescenti responsabilità. Manterrà la carica di vicepresidente per quanto riguarda l'area operativa. E ora andiamo a vedere, in attesa anche di sapere poi la reazione dei sindacati. Andiamo a chiudere questa edizione flash con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. 8.442 test e tamponi, sono state riscontrate 1.986 positività. Nel dettaglio 2.469 tamponi molecolari, 227 nuovi contagi, 5.973 test rapidi antigenici, 1.759 i casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 193. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute del Friuli Venezia Giulia nel report quotidiano. Sempre oggi si registrano 3 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa veloce edizione flash. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi una buona prosecuzione di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.